classe immensa, ne posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo strano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona lui che caro e cominciare da capo. Come esempio i Calandra che ho portato, che conoscerai fra breve, ti voglio dire, che sono due artisti siciliani, sono straordinari, io li ho visti nei concorsi dove ho partecipato, 8 euro, ho visto i loro videoclip, devo dire sono sono bravi, no, guarda, devo dire, umanamente simpatici. sono due persone per bene. Sono due artisti, connubiare le persone per bene e due bravi artisti non è facile, loro hanno questa cosa, sono bravi perché mi piace il modo di fare musica, mi piace la loro professionalità, mi piace come si pongono, non sono megalomani, ma sono delle persone che hanno veramente l'arte dentro. Allora, siamo con questi due amici di Tony Morgan, Calandra e Calandra, sicilianissimi, ho capito, però vorrei capire chi è Calandra e chi è Calandra. Questa è una domanda che non ci aspettavamo, sinceramente. Guarda, stiamo facendo le primarie, si pagherà solamente 2 euro e si potrà decidere chi di noi due si potrà, come dire, vantare, sì. si potrà vantare chi sarà Calandra dei due. Le primarie, siete sicuri? Certo, possiamo Visto dare... come sono andate le scorse primarie? No, ma noi abbiamo bisogno di un po' di soldini per realizzare qualche altro progetto nostro, quindi al semplice costo di 2 euro possiamo dare anche le coordinate bancarie, il codice IBAN e così chi vuole darci una mano si vota online. Ok, allora i nostri amici di Canale Sicilia sicuramente lo faranno e noi ci affidiamo alla bontà, anche perché si potrebbe usare in questo caso il termine fate bene ai fratelli. Dico che non è da sottovalutare. Allora, comunque, a parte gli scherzi. Allora, io sono Maurizio Calandra. Io sono Giuseppe Calandra. Ma chi sono i Calandra? Ah, in questo senso. Artisticamente. Ah, ecco dove volevo Allora, arrivare. i Calandra artisticamente nascono con diversi progetti musicali, come un po' quelli che abbiamo fatto tutti da piccoli, dal rock al blues, anche agli anni 60. Poi abbiamo sentito la necessità e ci siamo accostati un po' alla musica siciliana, perché abbiamo anche un trascorso folcloristico. E abbiamo sentito la necessità di rivisitare vecchi canti popolari tradizionali siciliani in una versione moderna, tutto ciò per far conoscere ai giovani e quindi avere anche la possibilità attraverso le TV e attraverso le radio di trasmettere o comunque fare vedere un po' quelle che sono state le nostre tradizioni musicali, culturali, popolari, folk, però in una versione nuova, perché ci siamo accorti effettivamente che nelle versioni tradizionali difficilmente le radio e le TV passano le canzoni, anche perché c'è una ricerca musicale un po' anche pesante da ascoltare nelle radio. E allora abbiamo svecchiato un po' le canzoni proprio per renderle più radiofoniche. Questo è il progetto iniziale. E questa versione nuova voi l'avete chiamata, l'avete coniato un nome, diciamo così, è vero? Io ho visto un po' in giro che... Non vogliamo che la gente pensi male. In versione sniff. Sniff nel senso... No, non vogliamo... Siamo contrari a tutte le forme di droghe, ma solo perché abbiamo dato un nome. Ma possiamo dare semplicemente anche perché siamo arrivati allo sniff, perché a volte capitava di girare nelle radio e dire guarda, abbiamo realizzato, che musica fate? Musica siciliana. Guarda, nelle nostre radio non passa la musica siciliana. Sì, ma la nostra musica siciliana è diversa, è una musica che noi abbiamo rivisitato in chiave moderna, cosa un po' difficile da spiegare. Allora ci siamo detti dobbiamo inventarci un termine. Abbiamo pensato sniff, che sta per sonorità nuove improvvisamente folk, sonorità nuove immediatamente folk, irriprensibilmente folk, quindi cambia sempre la I a convenienza. E ci siamo accorti che andando nella radio, guardi, noi abbiamo questo prodotto, che musica fate? Musica sniff. Non sapevano neanche di cosa si trattasse, non volendo fare gli ignoranti. Sì, già li ha incuriositi. L'importante è fare ascoltare il nostro brano per capire poi quello che abbiamo fatto, perché è un po' difficile spiegare la musica siciliana rivisitata in chiave moderna. Guarda, anche noi che l'abbiamo fatto non riusciamo a identificarci, quindi l'unico modo era inventare un termine, sperando che si
Fondesse, Si parliamo, diffondesse, sì. va bene, mi hai salvato un calcio d'angolo, Non lo so, sperando che si diffondesse e comunque riuscissimo, perché io con i verbi non sono molto Sta bravo. andando benissimo. Sto andando bene? Ok, allora questo Ogni tanto lo posso anche girare, sperando appunto di riuscire nell'intento di portare avanti comunque la tradizione popolare siciliana attraverso la musica. Allora Giuseppe, ma il siciliano che tipo è? Visto che voi vi intendete di sicilianità. Ma guarda, se tu penso puoi scoprire il siciliano com'è, la curiosità, la risposta è d'obbligo da parte mia. Andare a guardare sul nostro sito, su YouTube, il nostro videoclip che è sul nostro primo inedito, perché noi abbiamo tanti primi inediti, abbiamo il nostro primo inedito, abbiamo il nostro secondo primo inedito, il terzo primo inedito, ma comunque siciliano tipo strano, che non è altro che lo stereotipo siciliano, cioè dove effettivamente riusciamo a far emergere fuori la nostra sicilianità, ma in modo ironico, senza piangerci addosso, anzi scherzando su di noi, su quello che effettivamente sono le realtà del nostro modo di vivere e di essere, e mettendo in mostra appunto su questo video i colori, i sapori, come osiamo dire noi, della nostra sicilianità. Per cui su Siciliano di Pusciano, andando su YouTube, potrai vedere cosa intendiamo noi per siciliano. Siciliano di Pusciano, io non mi voglio, la sera spado l'oglio, se mi resta smossa forse fosse pure meglio. Siciliano di Pusciano, mi leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Serietà alla base di tutto. Io ragazzi fortunatamente non lavoro. Nel mio caso mi sveglio la mattina e la prima cosa mi faccio oltre 2 ore di sonno. La bella vita! Obiettivi nessuno, dignità già persa. Ma mi sembra esagerato. Ciao ragazzi. Ho capito, quindi se ho capito bene, oltre alle rivisitazioni dei canti popolari siciliani che già si conoscono, avete fatto anche degli inediti. Siete voi gli autori? Siamo noi gli autori della musica, dei testi. In un certo senso possiamo anche dire, così osare, anche quasi dalla scenografia, anche se noi non siamo scenografi, però abbiamo collaborato tantissimo con i registi che ci hanno collaborato a fare anche nella sceneggiatura. Anche perché le nostre canzoni in un certo senso portano il regista un po' ad immaginare anche già il video, perché amiamo raccontare delle storie e quindi è facile associare poi le immagini anche alle parole, perché noi li chiamiamo, sono dei corti musicali, anche se sono dei videoclip, comunque raccontano sempre una storia, quindi in 4 minuti ti giochi tutto dall'inizio alla fine e racconti una storia, quindi non hai lasciato solo la musica ma anche un racconto. Con il vostro ultimo lavoro ho visto che è un videoclip molto simpatico, carino, che può definirsi anche didattico, perché è fatto a mo' di cartone animato ed è una tiritera, una filastrocca, non so come si può chiamare, siciliana. Sì, bravissima. 7 fimme lontane. Sette femmine un tarì, a poco, sette femmine un barcoco è duci, sette femmine una nuci, e la nuce è dura, sette femmine una mula, e la mula è da cauci, sette femmine una fauci, e la fauci aveva renti, sette femmine un serpente è avvelenato, sette femmine un granato, e un granato a coccia, sette femmine una boccia, e la boccia scende cusa, sette femmine una busa, e la busa è liscia, sette femmine una biscia, e la biscia è china d'acqua, sette femmine una vacca, e la vacca aveva minne, sette femmine battine. Come mai avete deciso di invadere anche il mondo dei bambini? Perché noi abbiamo una missione da compiere, la missione è portare in più posti possibile, fare conoscere a più persone possibile quelle che sono le canzoni popolari, le tradizioni popolari siciliane. Nel nostro CD Sicilia Incantata, dove abbiamo racchiuso alcune tra le più belle canzoni popolari siciliane, abbiamo accostato diversi generi, proprio per colpire quante più persone possibile. Potevamo dedicarci solamente ad un genere, che so, tutto reggae, tutto jazz, ma non abbiamo voluto fare questo, perché nel momento in cui sei anche in una piazza, ti trovi davanti
tantissime persone, ognuno ha i suoi gusti, Tanti gusti, e quindi l'unico modo era cercare di avvicinare. Abbiamo fatto anche I Pirati a Palermo di Rosa Balistreri, una versione latinoamericana, cercando anche di coinvolgere le palestre e quindi fare avvicinare anche attraverso la musica la lingua siciliana. Del ballo. Perfetto. E quindi Gigi ci sembrava il brano adatto, anche perché era un po' difficile da raccontare in un video, visto che andare a rintracciare un tario, comunque non avevamo possibilità di farlo vedere in TV o fare capire un po' effettivamente qual era il messaggio. Abbiamo voluto portare in immagine appunto il testo, l'unico modo per farlo era questo a cartone animato, sperando di catturare anche l'attenzione dei bambini. Allora, avete detto che la vostra missione è portare la sicilianità, far conoscere il siciliano, le tradizioni, la cultura siciliana nel mondo, però so che già avete solcato palcoscenici internazionali. Come è andata come esperienza? Come è Guarda, siamo stati fuori all'estero, ma in modo particolare la cosa è proprio quella che ci ha un po' sorpreso, è quello di andare a suonare in Guatemala ed essere lì in Guatemala ed essere stati chiamati, scusa, dal governo del Guatemala, per cui siamo stati all'interno del palazzo del presidente, abbiamo fatto delle serate lì e molti ci chiedono appunto quanti siciliani ci sono in Guatemala, pochissimi. Però noi finalmente abbiamo detto fra di noi effettivamente che dopo tanta musica che è arrivata dal mondo latino, americano, noi siamo riusciti a portare il nostro siciliano anche lì. E questo qua ci ha fatto tantissimo onore. Poi siamo stati anche a New York per l'occasione del Columbus Day, anche lì abbiamo un grandissimo successo, sinceramente abbiamo avuto una grossa platea per il nostro concerto che abbiamo fatto lì a New York. Che dire, noi contiamo e puntiamo ancora su questo, però abbiamo anche un problema, possiamo dire questo qua, che vogliamo cercare anche intanto di partire dalla Sicilia, anche se l'estero sicuramente è una cosa che ci attira tantissimo, però visto che in Sicilia ancora c'è bisogno di fare molto lavoro per questo. Poi un appunto così, solo per dire che noi abbiamo avuto il piacere di conoscere Tony Morgan tramite il nostro video Siciliano tipo strano. E da lì è nato un rapporto di amicizia, di collaborazione artistica che speriamo di portare avanti anche per il futuro. Ecco, infatti era questa la domanda che vi volevo fare. Che cosa, allora hai che anche cosa, il quinto sesto, cioè riesci a leggere... Il settimo, l'ottavo. Che cosa bolle in pentola? Che cosa state preparando? Allora, perché Tony ci aveva già possiamo dire che noi non qualcosa. abbiamo più neanche le pentole, cioè, quindi ci siamo venduti tutto. Però, ripeto, anche quello che stiamo facendo è anche bello perché ti permette di conoscere persone, ad esempio come Tony. Tony ci ha notati ad un concorso non di bellezza, ma ad un concorso di cortometraggi e si è un po' incuriosito anche dal genere musicale, dal video. E ci ha contattati, ci siamo incontrati, è venuto anche ad Alcamo, ci ha dato anche questo piacere perché era andato a Castelvetrano a ritirare un premio e quindi da lì sono partite un po', come dire, alcune idee che abbiamo buttato su carta e speriamo in una lunga collaborazione con Tony, anche perché faremo parte del prossimo film Il coraggio di non farlo e ci ha inseriti all'interno del film, sempre in una chiave musicale che poi è quello che a noi diciamo interessa e quindi da lì riusciamo a fare un po' meglio perché sicuramente sì, non siamo come attrici non siamo assolutamente bravi. Come attori neanche quindi contiamo appunto di avere una lunga collaborazione con Tony perché possiamo anche benissimo portare in scena anche degli spettacoli abbinando cabaret e musica in giro per le piazze siciliane. Quindi una nuova partnership potrebbe nascere, giusto? Ce lo auguriamo. Noi ve lo auguriamo anche, vi auguriamo Grazie. un grande successo anche perché anche a noi la sicilianità sta a cuore, quindi speriamo che riusciate in questo vostro intento. Ringraziamo i nostri telespettatori. Siamo noi invece che dobbiamo ringraziare voi per l'ospitalità e speriamo di vederci presto. Un saluto ai telespettatori. Certo. Ciao ciao. Arrivederci.